da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Enna potrebbe essere la cassaforte delle armi dei clan in Sicilia, e quanto emerge durante la visita in città della Commissione regionale antimafia per mappare lo stato della criminalità organizzata nell'isola. Noi siamo sempre quelli di un tempo, così Maria Concetta Riina minacciò un imprenditore senese per il riesame. La donna deve andare in carcere, ma per l'applicazione della sentenza si dovrà attendere la decisione della Cassazione. Scoperto traffico illecito di materiale ferroso, sigilli a 3 aziende di Catania e una nell'Agrigentino, indagate 49 persone. Rischia di diventare un terremoto politico l'inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente dell'Ars, e le opposizioni chiedono a Galvagno di riferire in aula. Catania, il nuovo rettore dell'Università Enrico Foti punta a far rimanere gli studenti nell'isola. Aboliremo, dice, le tasse di immatricolazione al primo anno. Il calciomercato, il Catania va verso la cessione di Castellini al Mantova. Siracusa ha confermato il tecnico Turati, Trapani pronto a piazzare colpi importanti. Ben trovati, apriamo purtroppo con la notizia di un grave incidente, un incidente mortale ieri sera sulla strada statale 122 a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, in direzione di Canicattì. Lo scontro avvenuto tra due auto, una delle quali è andata a fuoco. Il corpo del conducente, Carmelo Allegro, 59 anni, deceduto sul colpo, è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'altra auto, una BMW, era condotta da un uomo di 42 anni rimasto illeso, mentre la passeggera, una 27enne, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Tappa della Commissione regionale antimafia a Enna per mappare lo stato della criminalità organizzata sull'isola, armi, estorsioni, denunce, anti-racket, i punti affrontati. Simona Mazzone. Enna potrebbe essere la cassaforte delle armi delle cosche mafiose siciliane. Parola del presidente della Commissione antimafia regionale Cracolici, che dopo un confronto con il procuratore di Enna Petrigni e l'aggiunto di Caltanissetta Pacifico spiega il perché. È una sorta di cassaforte di alcune cosche siciliane che utilizzano il territorio di Enna proprio perché è più tranquillo come luogo dove conservare e nascondere armi che probabilmente prima o poi potrebbero essere utilizzate nelle strategie criminali della mafia siciliana. A Piazza Armerina si registra la più alta incidenza di casi di violenza di genere. Enna però non è un territorio incontaminato, qui aleggia la presenza della mafia perché anche qui ci sono stati sequestri di armi. C'è però un dato: va rilanciato il ruolo delle associazioni anti-racket, che non deve essere solo di sostegno alle vittime in fase processuale, ma soprattutto nell'educazione alla denuncia. Chiamarsi di cognome Riina e utilizzare il cognome come elemento di intimidazione nei confronti degli imprenditori. Così Maria Concetta, primogenita del boss Totò Riina, con quel cognome avrebbe infatti portato a termine almeno un'estorsione a un imprenditore senese, ma nonostante il Tribunale del Riesame abbia detto sì all'arresto, per adesso la donna resta in libertà. Sentiamo perché nel servizio di Maglio Viola. Noi siamo sempre quelli di un tempo, le persone non cambiano. Sarebbe questa la minaccia rivolta a un imprenditore da Maria Concetta Riina, la primogenita del boss Totò Riina, sfruttando proprio il cognome che porta. Lei, esattore del pizzo richiesto dal marito Antonio Ciavarello, sarebbe riuscita a farsi consegnare da quell'imprenditore del senese 1.000 euro e una cesta del valore di altri 150 euro. La prima richiesta era arrivata via messaggino inviato da un cellulare clandestino proprio da Ciavarello. L'uomo, nonostante detenuto per altra causa in un carcere italiano, continuava a chiedere soldi. Così avrebbe scritto all'imprenditore senese e a un altro imprenditore del Pisano e poi avrebbe mandato la moglie a riscuotere. Anche lei, Maria Concetta Riina, avrebbe rincarato la dose delle minacce ed ottenuto il pagamento da uno dei due, mentre l'estorsione all'imprenditore pisano non sarebbe andata in porto. Per la donna la procura di Firenze aveva chiesto l'arresto, ma il GIP lo aveva negato. Ora il Tribunale del Riesame ha ribaltato quella decisione
dell'investigazione, confermando i gravi indizi di colpevolezza, la pericolosità sociale, il rischio di inquinamento delle prove e il rischio che reiteri il reato. Ma nonostante sia l'arresto, per il momento Maria Concetta Riina non andrà in carcere. Il provvedimento non è esecutivo e bisognerà attendere la decisione della Cassazione. Resta in carcere invece il marito per effetto di 2 diverse sentenze emesse in precedenza dal Tribunale di Brindisi. E adesso veniamo all'operazione di ieri dei carabinieri che a Catania hanno smantellato il clan dei Cursoti, 21 i provvedimenti, la svolta alle indagini nata da una faida interna e dalla denuncia di un imprenditore taglieggiato. Sentiamo Tonino De Mana. 11 province coinvolte, 21 arresti, assalti in discoteca utilizzando anche 50 persone, oltre 200 carabinieri impegnati. Sono i numeri dell'operazione Cerbero che ha smantellato il clan dei Cursoti milanesi, storicamente radicato a Catania, ma con ramificazioni di interessi illeciti in tutta Italia. Una faida interna per il potere, con gruppi contrapposti a sfidarsi e scontrarsi in una discoteca del porto di Catania, ha messo sulla strada giusta gli investigatori. Nel momento in cui vi sono delle fibrillazioni, vi è anche la necessità di muoversi sul territorio, vi è anche la necessità di portare con sé le armi e questo consente un intervento più agevole da parte delle forze di polizia. Una feroce lotta innescata dalla morte nel dicembre 2020 dello storico capo Rosario Pitarà, da qui la corsa per cercare di ottenere la leadership e quindi il controllo del territorio. Fondamentale si è rivelata la denuncia di un imprenditore. Posso dire che nel 100% dei casi l'imprenditore che fa una denuncia vera, ovviamente, è chiaro, se fa una denuncia per estorsione, avrà sicuramente un immediato o comunque un riscontro alla sua denuncia, perché innanzitutto noi prendiamo atto del fatto che chi si espone a un pericolo difficilmente viene a raccontarci delle frottole e poi perché è agevole riscontrare queste sue dichiarazioni. C'è una mafia armata e pericolosa, come rivela il comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, Salvatore Altavilla. Disporre di armi significa poterne fare uso alla bisogna, ma significa anche evidenziare il dominio e lo strapotere criminale su un territorio. I carabinieri hanno sequestrato armi da fuoco, ingenti quantitativi di droga e 176 banconote da 20 euro false. 4 aziende, 3 di Catania, una della provincia di Agrigento, sono state poste sotto sequestro per traffico illecito di materiale ferroso tra Messina e Catania. Ci sono anche 49 indagati. Francesco Triolo. 3 aziende di Catania ed una della provincia di Agrigento, operanti nel settore della raccolta, della trasformazione e del commercio di materiale ferroso, sono state sottoposte a sequestro preventivo al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. Il provvedimento eseguito dagli uomini della sezione Polizia Ferroviaria di Messina e della Polizia ipotizza a carico delle 4 società e di 49 indagati un'attività organizzata per il traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania, in violazione degli obblighi ambientali di tracciatura dei rifiuti vigente, sostanziatisi in una pluralità di condotte di raccolta, trasporto, cessione e conferimento di ingenti quantitativi tra maggio e settembre 2022. Alcuni elementi emersi nel corso delle indagini inducono però a ritenere che l'attività illecita possa risalire addirittura al 2020. L'attività investigativa ha consentito inoltre di ipotizzare il reato associativo allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti in materia ambientale. E dopo 4 anni di processi si chiude con la condanna a 12 anni di reclusione per l'ex deputato regionale di Castelvetrano Giovanni Lo Sciuto. Il processo, denominato Artemisia, ha condannato anche l'ex presidente regionale ANFE Paolo Genco, assolto dall'appartenenza a una loggia segreta l'ex sindaco Felice Errante. Laura Spanò. Dopo 5 ore di Camera di Consiglio, il Tribunale di Trapani, presidente giudice Franco Messina, ha letto la sentenza del processo denominato Artemisia, scaturito dall'omonima operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale. Condannati l'ex deputato regionale Giovanni Lo Sciuto a 12 anni, a 8 anni Paolo Genco, ex presidente ANFE, Giuseppe Angeleri a 6 anni, Isidoro Calcara a 4 anni, 6 anni ciascuno per Salvatore Passannante, Salvatore Virgilio e Vincenzo Giammarinaro, 7 anni per Salvatore Giacobbe
carcere e a 7 anni l'ex dirigente INPS, il medico Rosario Orlando. Pronuncia completamente assolutoria per Maria Luisa Mortillaro, Tommaso Gerace e per coloro i quali erano stati ritenuti appartenenti ad una loggia segreta dichiarata però inesistente dai giudici assieme allo sciuto e al poliziotto passannante, cioè sono usciti indenni dal processo con la formula del fatto che non sussiste l'ex sindaco di Castelvetrano Felice Errante Junior e ancora Gaspare Magro, Vincenzo Chiofalo, Giuseppe Berlino, Luciano Perricone. Dunque nessuna loggia massonica segreta, ma una sfilza di episodi di corruzione. L'autorità giudiziaria di Vienna ha deciso che non verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess 24enne precipitata dal balcone dell'alloggio con cui viveva con il fidanzato a Vienna sabato scorso. La polizia austriaca ritiene che la ragazza si sia suicidata, perciò nonostante l'esposto e i dubbi dei genitori e dei familiari convinti che la 24enne sia stata uccisa, non disporranno l'esame autoptico. Però la famiglia nominerà un legale austriaco per impugnare la decisione dopo averne lette le motivazioni. Anziani presi a calci, schiaffeggiati, strattonati a terra nel Nisseno. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di 3 persone. Nelle immagini maltrattamenti ai danni degli ospiti che erano all'ordine del giorno. In alcune circostanze i più fragili sarebbero stati immobilizzati ai letti con mezzi di contenimento legati con cinghie, con nastro adesivo alle sedie e che impedivano loro qualsiasi tipo di movimento. Primo sopralluogo sul Bayesian eseguito da procura e parti civili. Forse verranno chiariti alcuni dei tanti misteri emersi dopo il naufragio di 10 mesi fa nelle acque di Porticello nel Palermitano. Simona Mazzone. È completamente sporco di fango. Tutto il materiale costoso utilizzato per realizzarlo è andato distrutto. A ricoprire il Bayesian è anche e soprattutto un alone di mistero su cui forse il primo sopralluogo eseguito dai consulenti delle parti civili e dalla procura potrà fare chiarezza. Il veliero colato a picco la notte del 19 agosto dello scorso anno nelle acque di Porticello nel Palermitano è riemerso dal mare dopo 10 mesi, con non poche difficoltà e con un'altra inaspettata morte durante le operazioni di recupero, quella del sub-olandese 39enne, avvenuta il 15 maggio scorso. Mentre la notte della tragedia all'interno del veliero trovarono la morte il proprietario e magnate Mike Lynch e sua figlia Anna, insieme ad altre 5 persone. I tecnici della procura e i consulenti delle parti civili sono entrati nell'imbarcazione recuperata al termine di una complessa operazione costata 25 milioni. Uno degli esperti incaricati non è riuscito ad arrivare perché coinvolto in un incidente stradale tra Bagheria e Casteldaccia e portato all'ospedale civico di Palermo non in gravi condizioni. Lo scafo del veliero a primo impatto non presenta falle. L'imbarcazione ora si trova a Termini Imerese, dovrà essere bonificata e poi verranno eseguiti i rilievi. Adesso c'è una pausa, ci fermiamo, torniamo tra poco con la politica. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 rischia di diventare un terremoto politico l'inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente dell'ARS Galvagno. Dalle opposizioni, da più parti comunque, si chiede a Galvagno di riferire in aula per evitare narrazioni distorte. Manlio Viola. Da una parte il sindaco Roberto Lagalla che con una lettera al sindacato Libersind di fatto invita Marcella Cannariato a dimettersi dal ruolo ricoperto nel consiglio di indirizzo del Teatro Massimo di Palermo. Dall'altro lato il deputato regionale Ismaele Lavardera che chiede al presidente dell'ARS Gaetano Galvagno di silurare la sua portavoce Sabrina De Capitani. Nel mezzo il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici che invita il presidente dell'ARS proprio Galvagno a riferire in aula sull'inchiesta che lo riguarda. Si è ormai spostata sul fronte politico la vicenda della presunta corruzione sulla quale indaga la procura di Palermo e che riguarda proprio il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, la sua portavoce e 2 imprenditori, uno dei quali è proprio Marcella Cannariato. L'invito a riferire all'ARS da parte di Cracolici è articolato, ma di fatto non è un attacco personale né politico. A proposito dell'indagine, infatti il presidente della commissione antimafia
chiede a Galvagno di riferire anche a tutela della sua figura per evitare che la narrazione appuntata di fatti che il Parlamento non conosce possa determinare una delegittimazione del sistema democratico siciliano. L'attacco vero è quello di Ismaele Lavardera. C'è una questione morale che non può passare in secondo piano, dice il deputato di controcorrente. Riteniamo che Galvagno debba rimuovere la sua portavoce, oltre a riferire in aula. Silenzi invece dalla Cannariato, che già aveva smentito di avere conferito incarichi alla De Capitani, ma che sta riflettendo sull'invito a dimettersi dal Teatro Massimo rivoltole con garbo istituzionale del primo cittadino, che è anche presidente della fondazione del teatro. Il professor Enrico Foti è stato eletto rettore dell'Università di Catania, il nuovo rettore ai nostri microfoni parla proprio di quelli che sono alcuni degli obiettivi da perseguire. Sentiamo Desiree Ferlito. Continua purtroppo la fuga di cervelli dalle nostre università. Come attrarre gli studenti e convincerli a rimanere nella nostra città? Cambiando un po' la narrazione, non credo sia più necessario andare fuori per studiare e per poter più facilmente lavorare, trovare un lavoro fuori. Infatti il motto del mio programma è studiare e lavorare in Sicilia. Per fare questo dobbiamo un po' cambiare il nostro paradigma formativo, non dobbiamo solo trasferire conoscenze ma anche competenze. Quali sono appunto i ruoli degli atenei nel promuovere appunto l'occupazione giovanile? Ma chiaramente noi abbiamo alcuni strumenti, per esempio i master, che sono dei percorsi formativi che vengono progettati insieme alle aziende e comunque al tessuto produttivo, quindi chiaramente dobbiamo fare uso di questi strumenti da un lato e dall'altro interagire col mondo produttivo attraverso quella che noi chiamiamo la terza missione, cioè mettere a disposizione quelle che sono le enormi competenze all'interno dell'università per favorire la crescita del tessuto produttivo. Le novità di questo progetto? La prima scommessa la facciamo noi, rinunciando alle tasse dell'immatricolazione, quindi diremo ai ragazzi dal prossimo anno che non pagheranno le tasse del primo anno di immatricolazione e non pagheranno neanche quelle del secondo e terzo anno, però in quel caso sulla base del merito devono anche loro metterci il loro impegno sulla base di una media adeguata e dandosi tutti gli esami che sono previsti nei loro corsi. Adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, in chiusura il calcio e cominceremo ovviamente parlando del calciomercato delle siciliane di C. Siamo al calcio, si scaldano i motori nell'ambito del calciomercato, il Catania pensa alla cessione intanto di Castellini che va verso il Mantova, a Siracusa viene confermato il tecnico Turati, il direttore sportivo dovrebbe essere Laneri, Trapani pronto a piazzare 3-4 colpi importanti, ma ci fa il punto Francesco Triolo. Primo passo le cessioni. Il calciomercato del Catania parte da questa priorità, anche scontata, considerato il numero di giocatori sotto contratto con il club rosso-azzurro. Ma per iniziare ad operare occorre che entrino ufficialmente in carica i nuovi dirigenti. Insomma, dal 1 luglio si può ingranare la marcia. Nel frattempo si scaldano i motori, una ventina gli esuberi, soprattutto giocatori che già lo scorso anno non erano in gruppo. A Chiarella, Bocic, Silvestri potrebbe essere concessa una chance inizialmente difficile per Marsura, Costantino, Peralta, D'André e Popovic, così come per alcuni che lo scorso anno invece facevano parte della rosa, Gega, Gruperini, De Rose, Montalto ad esempio. Poi c'è da verificare la posizione di Cianci, ancora non risulterebbe il riscatto della Ternana alle prese con altri problemi in questi giorni e di Cicerelli. Si va invece verso la cessione di Castellini al Mantova in Serie B, il calciatore che ha vinto il torneo cadetto col Pisa è tornato alla base, per lui formula con obbligo di riscatto al verificarsi in determinate condizioni e così il Catania continua a valorizzare un elemento giovane di proprietà. Sarà rivoluzione tecnica anche a Siracusa, ma con una certezza: Marco Turati continuerà lui ad essere l'allenatore degli azzurri, forte di altri 2 anni di contratto, ma sui quali si sta già pensando di riportarli a 3. In uscita Maggio alla Scafatese, che cerca anche Baldan. A gestire le operazioni di mercato potrebbe essere Antonello Laneri, in pole in questo momento per il ruolo di direttore sportivo. Tornando alla Ternana, difficile che possa rinnovare col centrocampista Kes De Boer,
Dior e il cui contratto scade il 30 giugno. Tra le pretendenti c'è il Pescara, ma sul gioiellino olandese si è fiondato il Trapani, che è ad un passo anche dal terzino sinistro Maxime Giron, dal centrocampista Mattia Vitale e dall'attaccante Franco Ferrari. La Meta Catania vince il secondo scudetto consecutivo nel calcio a 5. I rossazzurri si laureano campioni d'Italia dopo la vittoria in gara 2 della finale playoff contro Napoli. Gli etnei sono andati in vantaggio nelle fasi iniziali del primo tempo, poi hanno aumentato il divario rispetto all'avversario fino al 3-0 nella ripresa. I partenopei hanno accorciato le distanze fino al 3-2, finale che è valso il titolo per la Meta. Con questa notizia si chiude questa edizione del Mattino di Sicilia 24. Vi lascio tra poco alle prime pagine dei giornali e non solo, naturalmente, alla lettura dei quotidiani curata oggi dal collega Marco Carli, e vi ricordo il prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle ore 14. A tutti una buona giornata.